Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera a tutti, bentrovati. Desidero solo insieme a voi chiedere in questo momento, per intercessione della Santuzza, ogni bene. Benedizione significa questo, dire bene, e questo ci corresponsabilizza ad essere ognuno capaci di fare il bene. Possiamo dire bene se ognuno di noi è capace di fare bene. E siccome noi siamo palermitani e a Palermo c'è una grande energia di bene e la Santuzza ce la deve fare mettere in atto, perché Palermo ha anche delle ferite, delle urgenze, delle necessità, delle attese. Palermo ha bisogno di una speranza, ma di una speranza che ci vede tutti coinvolti, perché possa essere sempre di più una città che conosce una nuova rigenerazione. Allora vorrei chiedere la benedizione su ciascuno di voi e su tutti quelli che in questo momento hanno motivi di sofferenza. Sappiamo che siamo dentro ancora il travaglio di questa pandemia. Molti di noi sono stati toccati personalmente, hanno perso affetti, ed è il momento anche di ricordare tutti quelli che sono stati meravigliosi in questi 2 anni, con una splendida di vita, con una generosità, con uno spirito di solidarietà. Vorrei ringraziare tutti per questo. Ci vogliamo stringere attorno, accanto a chi ha sofferto e continua a soffrire, a tutte le famiglie che non hanno potuto dare neanche l'ultimo saluto ai propri cari. Vogliamo anche dire la nostra gratitudine a tutte le forze dell'ordine, a tutti quelli che negli ospedali, il personale, i volontari, le associazioni. Io ho un cuore ricolmo di gratitudine anche per quello che ha fatto la Caritas cittadina, la Caritas diocesana, per cui diciamo anche un grazie. Questa è anche Palermo, e allora chiediamo a Santa Rosalia che ci dia questa forza, questa energia rinnovata, perché dobbiamo insieme guardare ad un futuro assumendoci ognuno le nostre responsabilità. E questo nostro ritrovo dopo 2 anni che ci dia questo senso di appartenenza alla comunità cittadina, alla famiglia cittadina. È la casa comune la città e la dobbiamo amare tutti, dai nostri comportamenti ordinari, mi permettete, da come siamo capaci di usare anche un cestino per i rifiuti. E Palermo è questa, e Palermo avrà questa capacità, anche perché ha a fianco questa meravigliosa nostra amica, Santa Rosalia, che ci custodisca, che continua ad essere con noi, che ci faccia guardare in alto, che ci dia speranza e forza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. La benedizione la imparto con la reliquia. Vi ricordate l'anno scorso? Ho sorvolato la città con l'elicottero, e questa è la reliquia che avevo sull'elicottero. Oggi possiamo ancora una volta ricevere la benedizione attraverso questo segno della presenza di Santa Rosalia, del suo corpo bello, meraviglioso, che continua ad essere per noi in nostro favore. Invochiamola per tutti. Ognuno di voi ricordi in questo momento i propri affetti più veri e più belli, e quello che portiamo nel cuore. Per intercessione
di Santa Rosalia vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon festino a tutti e prudenza, 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 grazie perché state utilizzando le mascherine. Custodiamoci insieme perché è bello ritrovarci con la responsabilità di tutti. Grazie, Signore vi benedica. Viva Palermo E Santa Rosalia! Viva Palermo e viva Santa Rosalia! Viva Palermo e Santa Rosalia! Viva Palermo e Santa Rosalia! Il palpito del nostro amor. Viva Palermo e Santa Rosalia! Viva Palermo e Santa Rosalia! Viva Palermo e Santa Rosalia!